Riprendiamo la linea da Sogliana al Rubicone, ospiti di Fosse Brandinelli, qui con me Marino che ci ha raccontato la storia, le origini del formaggio di Fossa di Sogliano DOP e poi anche Silvano che si è aggiunto, ci ha raggiunto. Allora, intanto io le chiedo se ci si mette all'opera per tagliarci questo splendore, perché questo è davvero l'esempio del formaggio di Fossa con la carta d'identità del formaggio. Certamente, qua troviamo un numero di lotto, che il numero di lotto comprende, diciamo, tutta la certificazione e la filiera. Il numero 2 sta come anno, è un 2022 perché appunto il 2023 ancora lo dobbiamo sfossare ancora là. perché ancora appunto in Fossa verrà tolto il 25 di novembre, giorno di Santa Caterina. Il 15, che è un produttore di riferimento, est sta come stagionatura estiva, cioè questo prodotto è stato infossato in agosto, è stato infossato nel periodo estivo, il latte era quello di maggio. Dopo 60 giorni o 60-90 giorni di stagionatura, diciamo che poi è arrivato qui nel nostro piccolo stabilimento, che il riferimento nostro è 006, la A che vedete qua, si intravede appena, comunque è la fossa, perché le fosse sono certificate, e poi la P sta come pecorino. Quindi è davvero la carta d'identità di questi formaggi. Io dico formaggio, in realtà le forme sono 2, 4, 6, 7. 7 forme da 1 chilo circa. 7 forme da 1 chilo, che in ogni sacco possiamo mettere 2, 3, 4 forme a seconda della necessità che abbiamo in fossa per andare, diciamo, a riempire i più piccoli spazi. Ecco. Certo, perché non devono rimanere dei buchi, Esatto. dei buchi liberi. E quindi dentro viene infossato e poi viene tolto. E adesso lei apre anche il sacchetto e vediamo davvero che cosa c'è dentro. Proprio una serie, prima si apre la fossa, poi si apre il sacchetto, insomma è un percorso anche affascinante. Però io ho una curiosità, io ho visto anche altro formaggio di Fossa. La forma era sempre molto irregolare, diciamo che l'essere brutto esteticamente era un pochino una caratteristica. Questo mi sembra molto regolare, come mai? Allora, noi come infossatori cerchiamo di essere abbastanza precisi anche nell'infossatura e quindi andiamo a riempire, appunto, come dicevamo prima, qualsiasi spazio, qualsiasi buco, e cerchiamo di avere la massima stagionatura anaerobica, quindi riducendo il più possibile quelli che sono gli spazi, in maniera tale che poi il compatto, cioè la fossa essendo molto compatta, lo spazio è minore, quindi il gioco di movimento dato dalla pressione meccanica di tutta la fossa quindi è minore, il formaggio tende ad essere abbastanza rotondo come all'origine, però naturalmente un po' si deforma. Per forza rimane. È il formaggio di fossa. Ecco. Ecco, anche perché la temperatura, oh che bello, bellissimo. E lei vedendolo così è un ottimo risultato, soddisfatti? Sì, tantissimo perché si sente già il profumo, quindi... Ecco, che però è un profumo delicato, non è un profumo aggressivo, pungente. Beh, diciamo che... È un odore caratteristico ma non sgradevole. No, non sgradevole anche perché diciamo che le generazioni cambiano e cambiano anche i gusti, quindi bisogna essere bravi a seguire, diciamo, questi cambiamenti. È vero, anni fa si facevano dei formaggi, diciamo, forti, a volte sgarbati. Oggigiorno facciamo del formaggio di fossa studiato, preparato, con dei tecnici che ci aiutano, diciamo, a migliorare la qualità del prodotto stesso. Ecco, infatti quindi c'è mantenendo quella che è la tradizione, le regole del disciplinare, però c'è margine per essere più vicini a quelli che sono i gusti un pochino più delicati, insomma nostri, che non quelli dei nostri nonni. Ce lo può anche tagliare, che così lo vediamo anche la pasta all'interno. Ecco, questo è il formaggio di Fossa di Sogliano DOP, voi però non producete solamente questo, voi avete vinto premi con altre produzioni vostre, di formaggi anche vaccini, di pecorini, insomma raccontaci un po' cosa fate oltre al DOP.
Allora, oltre al formaggio di Fossa di Sogliano DOP, che anche questo è stato premiato al campionato del mondo dei formaggi con una medaglia di bronzo, noi produciamo Caffiero e Birbo, sono due nostre particolarità, usiamo le fosse in una maniera leggermente diversa con prodotti molto più stagionati. Caffiero è una medaglia d'oro al campionato del mondo dei formaggi nell'anno 2020, è un vaccino di malga dolomitica di alpeggio che dopo 14 mesi fa 4 mesi di fossa, quindi è un 18 mesi di stagionatura, la fossa lo rende come pasta molto più cremosa e gli dà questo retrogusto di castagna molto elegante, molto più dolcino. Poi invece abbiamo il Birbo, che è l'ultimo nato della famiglia dei Fosse Brandinelli, è un pecorino di circa 15 kg, fa 25 mesi di stagionatura, di cui 4 in fossa, ha una pasta molto granulosa dove si vede anche a occhio nudo la tirosina e i grumi di calcio, ecco. Quando si va in degustazione sembra quasi il classico parmigiano, che è il famoso formaggio vaccino, ma questo è tutto pecorino, quindi ha una pasta molto granulosa, ma poi viene fuori il pecorino, e la particolarità è che la fossa gli dà questo liquido tra appunto questi cristalli che rimane in bocca per 15-20 minuti addolcendolo molto, è molto particolare come formaggio. Certo. E anche questa è una medaglia d'oro al campionato proprio di quest'anno, del 2023, campionato del mondo dei formaggi. Ed eccolo qua, il nostro Fossa DOP. È bellissimo, è una pasta molto molto particolare, un colore anche quello molto molto bello, ma come lo consumiamo il formaggio, il Fossa DOP? Allora, il classico, questo è un latte romagnolo, come classico pasta romagnola è abbastanza gessata, e si può consumare o mangiandolo naturalmente così, abbinandolo a mieli, o se andiamo sui vini, a vini abbastanza boccati o addirittura appassiti o muffati, oppure si può usare, molti cuochi dicono che è un jolly in cucina, perché si può usare sia nelle paste, quindi o negli impasti, oppure sopra a scaglie, sopra un piatto di tagliatelle, oppure nelle insalate, oppure molti lo mettono anche su filetti, su carne, e quindi è molto duttile anche in cucina, anche per le mantecature. Ecco. Certo, insomma, quindi ci si può sbizzarrire. Il muffato l'hai citato e lì lo vediamo, qui però vedo altre due bottiglie, che cosa sono e a quale formaggio in più si abbinano? Allora, il Caffiero, essendo molto più delicato rispetto a un Fossa, necessita di un vino un po' più leggero, e quindi lo abbiniamo sempre, dato che siamo in Romagna, a un'Albana di OCG, e in questo caso lo abbiniamo o a un bianco di Ceparano, premiato anche lui quest'anno, o a un Tergeno che è leggermente abboccato. Ecco. Quindi questi sono gli abbinamenti. Comunque abbiamo tante medaglie d'oro, tanti premi su questa tavola, che è sempre bello. Beh, io a questo punto direi che se volete saperne di più e anche assaggiare e conoscere bene questo mondo, dovete per forza di cose venire a Sogliana Rubicone, anche perché c'è la famosa fiera del formaggio di Fossa, che è già la 48esima edizione, sono 3 fine settimana, quindi quello del 19 di novembre, poi il 26, poi l'ultimo, il 1° di dicembre, il 3 di dicembre, e poi il 25 l'apertura di quella fossa là. Ci sarà tanta gente, quindi organizzatevi, però il 25 c'è l'apertura ufficiale delle fosse. Che dire, io vi ringrazio, da qui da Sogliano è tutto. A questo punto con Gabriella andiamo a vedere una storia particolare, che è quella di un'antica osteria di Imola che ha passato di mano dopo 40 anni di attività. Linea Gabriella. Ambra e Rosa dopo 40 anni lasciano la storica osteria del Vicolo Nuovo, che ha aperto nel 1984 nelle cantine di un antico palazzo seicentesco ex scuola dei Gesuiti a Imola. Al titolare Ambra Lenini subentra Benedetto Linguerri.
Salute. Sorridi pure. Fai finta di essere contento. Una storica osteria che passa di mano a un giovanissimo. Si danno le garanzie di continuità con la tradizione. Sarà davvero così? Sarà assolutamente così e siamo molto contenti e onorati perché un locale che ha comunque 40 anni di storia non è scontato al giorno d'oggi e abbiamo, diciamo, come primo impegno quello di mantenere sia lo staff che, diciamo, il menù e l'ambiente e il clima che da 40 anni si respira in questo posto, che ha reso l'Osteria del Vicolo Nuovo una meta riconosciuta per tutti i cittadini di Imola, ma non solo, anche della nostra regione. Ecco, tra l'altro prendete le redini in mano in un momento particolare, i menù del Baccanale, cioè un momento di grande fermento. Un momento di grande fermento, siamo molto contenti perché la città sta rispondendo benissimo alla festa del Baccanale e come ogni anno diciamo, attira tantissime persone da tutto il circondario imolese e siamo contenti, diciamo che è un passaggio di consegne proprio in piena regola, proprio perché il menù è stato concordato da Ambra e Rosa dalla vecchia gestione mesi fa e noi stiamo cercando di portarlo avanti facendo appunto il massimo possibile, ma la risposta delle persone è assolutamente positiva. E la sua storia non è un avvicinamento recentissimo al mondo dell'agricoltura, è partito con questa iniziativa, frutta e verdura, approvvigionamenti proprio presso i ristoranti, poi anche un'impresa che riguarda una struttura però abbastanza giovanile. Qui entriamo in un mondo della storia, non vecchio, ma di una bellissima tradizione da mantenere, anche perché ricordiamo è Chiocciola Slow Food e quindi ci vuole un bel impegno, forse anche un cambiamento di mentalità da parte sua o no? Va tutto bene? Ma diciamo che noi, diciamo, a discapito della nostra recente attività nel settore, abbiamo sempre cercato di lavorare con un'idea molto chiara, cioè quella di privilegiare un certo tipo di materie prime. Abbiamo fondato nel 2007 un'azienda agricola biologica a Ozzano dell'Emilia, con la quale, diciamo, è stato il motivo col quale ci siamo avvicinati al mondo della ristorazione, perché siamo entrati a contatto con il mondo della ristorazione dalla porta sul retro come fornitori e da lì ci siamo innamorati di questo mondo e assieme al mio socio abbiamo aperto un altro ristorante a Bologna e adesso invece ci siamo lanciati in questa avventura qua a Imola. Diciamo che no, non spaventa la linea, perché diciamo la linea è assolutamente coerente con quello che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Sicuramente quello di cui sentiamo il peso è la grande responsabilità nei confronti di un luogo che ha 40 anni di storia e quindi, diciamo, ha un'eredità importante da mantenere, da valorizzare e da far vivere, speriamo, per altri 40 anni almeno. A grazie Rosa va un grazie o mannaggia adesso che bel peso che mi trovo sulle spalle. No, Ambra e Rosa sono fantastiche e c'è stata un'intesa immediata sia sugli intenti che sulle modalità e lo dimostra il fatto che loro sono comunque assolutamente presenti qua in osteria con noi, ci stanno aiutando in questo momento di passaggio, sono assolutamente discrete ma piacevoli, ecco, in questo momento, diciamo, anche per loro comunque, che dopo 40 anni lasciano un'impresa dove hanno dato anima e corpo, diciamo che il momento dell'allontanamento immagino non sia semplice. Noi siamo contentissimi quando vengono qua, sono qua da noi praticamente tutti quanti i giorni e quindi diciamo che questo ci rende assolutamente molto felici e molto contenti. C'è l'idea di un nuovo piatto targato nuova gestione da poter inserire nei prossimi menù che guardano ovviamente all'inverno? Allora, assolutamente sì, diciamo che quello da cui siamo partiti, che è una delle cose sulle quali abbiamo lavorato di più in questi anni, è il vino. E vogliamo fare un grandissimo lavoro proprio per ripartire da quelle che sono le origini dell'Osteria del Vicolo Nuovo, che appunto, ricordiamoci, è un ristorante enoteca e sul vino vogliamo fare un grandissimo lavoro di rinnovamento e di ampliamento della carta dei vini, che, diciamo, già partiva da un ottimo livello e vorremmo veramente renderla un'eccellenza.
e sicuramente vorremmo lavorare, finito il tram tram del Baccanale, anche per inserire nuovi fornitori, nuove materie prime e perché no anche nuovi piatti. In bocca al lupo, buon lavoro. Crepi, grazie mille, a presto. Bravi, è così che si fa. In collaborazione con